Buonasera a tutti da Sabina Stilo, buonasera e benvenuti al 14ª edizione del premio La Pellicola d'Oro, questo premio meraviglioso dedicato alle maestranze, all'artigianato del mondo del cinema. Anche quest'anno il premio si tiene in questa via, devo dire, emozionante, da qua sopra. È un colpo d'occhio notevole, una via che è stata centro strategico nel periodo della Dolce Vita, una strada che ci riporta con il pensiero al grande maestro Federico Fellini. C'è anche una targa ovviamente dedicata a lui. Pensate che bella questa frase, a Federico Fellini, che fece di Via Veneto il teatro della dolce vita. Insomma, è una frase che veramente racchiude tanto. E d'altra parte questo è anche un po' il sogno condiviso dagli addetti ai lavori, alla cittadinanza romana, il Comune di Roma, quello un po' di far tornare Via Veneto quella che era così definita la Hollywood sul Tevere. E allora io saluto Lucrezia che sarà da qualche parte, adesso arriverà, che mi darà una grande mano chiaramente per consegnare i premi. Un ringraziamento a tutti voi, perché ogni anno siete sempre presenti, numerosi, fedeli a questo impegno portato avanti con tanta dedizione, tanta passione e tanta costanza. Voglio un po' ringraziare, abbiamo un po' di ringraziamenti, vanno i primi doverosi al Comune di Roma, all'assessore alla cultura Miguel Gotor, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che quest'anno appunto ha ospitato la pellicola d'oro presentando le nomination nella meravigliosa sede che si trova proprio qui a Via Veneto, al Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone. Ringraziamo la RAI per il partenariato, il MIC, Ministero della Cultura, DG Cinema, Roma Lazio Film Commission, adesione dell'ANICA, APA, Regione Lazio, Fitel che ci segue veramente dalla nascita, alla Panalite, Società Macomoco, la Flaminia, l'Eurtrasporti, Click Service. Un grazie particolare alla dottoressa Elisabetta Calò, che è presidente dell'associazione Via Veneto, anche alla sua vice, l'avvocato Giovanna Silvaggi, che con passione veramente collaborano alla realizzazione dell'evento. Un saluto al nostro caro amico Enzo De Camillis. Enzo, un applauso. Veramente meritatissimo, regista, scenografo, ideatore, organizzatore del premio nazionale La Pellicola d'Oro. Ricordiamolo sempre, questo è un premio importante perché si sottolinea proprio l'importanza dei mestieri, dell'artigianato nel mondo del cinema. Sono tutti importanti, tutti essenziali, non esiste un ambito di serie A, un ambito di serie B, tutti concorrono alla realizzazione dei grandi progetti che poi ci fanno emozionare. Un affettuoso saluto allo Stato Maggiore della Marina Militare, grazie, che ci accompagnerà durante questa serata con la loro banda musicale e in realtà ci accompagnano da più di 10 anni, il loro maestro, il capitano di vascello Antonio Barbagallo. Insomma, continueremo insieme a loro ad emozionarci. E iniziamo con la premiazione. I titoli di coda sono abbastanza lunghi. Iniziamo con il miglior capo macchinista, quindi invito a raggiungermi sul palco la presidente dell'Associazione Via Veneto, la dottoressa Elisabetta Calò. Non so se è presente anche la vice, l'avvocata Giovanna Silvaggi. Prego. Miglior capo macchinista, questa passerella è meravigliosa. Miglior capo macchinista, ricordo, insomma, sono loro che ricevono le indicazioni dal direttore della fotografia, dirige un po' il montaggio, no? Anche delle strutture per la realizzazione dell'inquadratura. Bentrovate. Come sta? Bene. Di nuovo qui, è il quarto anno che Enzo De Camillis mi chiama, ecco ancora, no, per me è il quarto anno, per qui a Via Veneto è il secondo, chiaramente. Ancora non si è stancato di me. Allora, avvicino al microfono così facciamo un saluto veloce. Vado subito, anzi, a leggere quella che è la cinquina della... Voleva dire qualcosa? Certo, volentieri, come no, un saluto è doverosissimo. Benvenuti a Via Veneto. L'associazione Via Veneto è nata con lo scopo di riqualificare la strada e il quartiere Ludovisi attraverso manifestazioni culturali. Il cinema ne è senz'altro l'espressione fondamentale, visto che ha sempre avuto un legame
storicamente indissolubile con questa strada. Volevo ringraziare Enzo De Camillis, con il quale abbiamo instaurato una magnifica sinergia, per aver portato questo premio qui a Via Veneto. La cosa fondamentale di questo premio è che è il primo premio a livello mondiale che premia le maestranze del cinema. È una cosa unica, secondo me. Sì. E approfitto per salutare tutte le maestranze che con il loro lavoro ci fanno sognare ed è un lavoro straordinario. Volevo dire un'altra cosa, che spero che nel prossimo futuro questo evento della Pellicola d'Oro sarà un appuntamento fisso a Via Veneto. Noi ce lo auguriamo. Già, sì, che continuerà nel tempo, proprio nella speranza che si possa realizzare il nostro progetto. Approfitto per salutare tutte le istituzioni presenti, grazie alle quali con il loro supporto ci aiutano a fare queste cose meravigliose sulla strada. Un saluto e un ringraziamento alla vicepresidente avvocato Giovanna Silvaggi, alla quale passo la parola. Arrivederci a tutti. No, aspetti, lei deve rimanere qui perché dobbiamo, un saluto veloce, così almeno diamo spazio Mi associo ai semplicemente protagonisti. ai ringraziamenti che ha fatto Elisabetta, al direttore artistico, per questo bellissimo premio. Le maestranze, i titoli di coda fanno grande il cinema in Italia e nel mondo, e non soltanto contribuiscono, diciamo, alla realizzazione del film, ma spesso proprio al successo di una pellicola. Ecco, semplicemente chiudo dicendo che il vero senso e il valore di questo premio è promuovere queste artigianalità, queste professioni nel settore cineaudiovisivo, ma mi piacerebbe anche che questa fosse un'occasione per avvicinare i giovani a questo settore, e soprattutto anche uno stimolo per la politica per garantire un accesso sicuro a queste professioni. Quindi un modo per non far scomparire questi mestieri preziosissimi che sono davvero di grandissimo valore. Bene, grazie per queste parole. Allora, vado a elencare subito la cinquina della sezione cinema. Massimo Diamanti con Help Me, Piero Bosi, 100 Domeniche, Sandro Fabriani, L'ultima volta che siamo stati bambini, Marcello Negretti, C'è ancora domani, Fabrizio Diamanti, Adagio. Sezione fiction, Flaviano Ricci, Call My Agent, Paolo Tiberti, Domina 2, Luigi Rocchetti, A casa tutti bene. Allora, se vogliamo portare, Lucrezia, prego, la busta e vediamo chi sarà il premiato, prego. Per il miglior capo macchinista. Allora, usiamo il microfono. Allora, miglior per il capo miglior macchinista Fabrizio Diamanti. Per il film Adagio di Stefano Solliman. Fabrizio Diamanti, ecco il primo premio che viene consegnato, la Pellicola d'Oro 2024. Arriva, eccolo. E nel frattempo vogliamo vedere nel frattempo che arriva l'ospite le immagini? Prego. Dove sta ragazzino? Non lo troverete mai, ragazzino. Perfetto, complimenti. Ecco la consegna del premio. Una battuta veloce, certo. Grazie, la squadra che ha vinto: Daniele Diamanti, Andrea Cammertoni, Giuseppe Scudo, Paolo Savini, Piero Bosi, anche se non era presente su questo film, mentore, amico e grande collega. Lo dedico a mia moglie, per la grande forza e amore per tutti i giorni, e a mio padre che è presente questa sera, Mauro Diamanti. Bene, grazie. Che belle parole, grazie e complimenti, grazie. E adesso, scusi, ecco, prego, la busta. Ecco qui, andiamo alla sezione fiction, prego. Vogliamo però avvicinarsi al microfono gentilmente, così diventa più facile.
Per il miglior capomacchinista. Attenzione, altrimenti. Per il Prego. miglior capomacchinista Flaviano Ricci per la serie Colmai Agent. Flaviano Ogni agente ha Ricci, più o meno una ventina di clienti. Call My Agent. Perché qua? Non lo so. Noi ci occupiamo di gestirgli la carriera. Che fate? Sì, ho insultato una vecchia, ma no, è un po' lunga, complicata questa questione. Gabri! Paulettina! Qua bisogna fatturare. Che fattura? Va bene! Io dico. Da quanto sta così? Da quando è tornato dal set. Ho visto 8 mesi come il CE e c'è rimasto. Complimenti, basta che vi avvicinate al microfono. Prego. Buonasera a tutti, grazie a tutte le persone che hanno votato. E niente, volevo ringraziare la mia squadra e soprattutto ricordare Gianluca Bombardone, Sì, un sì, operatore sì, che purtroppo non c'è più. Sì. Grazie. Grazie per averlo ricordato. Grazie, buon proseguimento di serata. Adesso proseguiamo con il miglior tecnico di effetti speciali 2024. Chiamo il giornalista, membro della giuria, Franco Mariotti, vicepresidente Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Prego, dottor Mariotti. Assistente dei direttori del settore cinema della Biennale di Venezia, coordinatore della commissione selezionatrice dei film, responsabile del cerimoniale della Biennale di Venezia, curatore di tante monografie e filmografie su autori cinematografici, complimenti e molto altro, complimenti. Allora, elenco la cinquina della sezione cinema. Renato Agostini, Il primo giorno della mia vita, Luca Ricci, Adagio, Pasquale Catalano, Con la grazia di un Dio, Maurizio Corridori, Denti da squalo, Franco Galliano, C'è ancora domani. La terna per la sezione fiction, Mauro Geldi, Mare fuori, Paolo Galliano, Call My Agent, Franco Ragusa, Domina 2. Vediamo per la sezione cinema a chi va quest'anno il premio come miglior tecnico di effetti speciali. Prego, dottor Mariotti. Grazie. Allora, il miglior tecnico effetti speciali, la pellicola d'oro 2024 cinema è Pasquale Catalano per il film La grazia di un Dio di Alessandro Froia. Roia, eccoci. Pasquale Catalano. Perché sei rimasto? Ti vuoi ripulire la coscienza? Che è stato? A far cosa? Qui non c'entri più niente. Sei l'unico amico che mi è rimasto. Non togliermi anche questo. Con la grazia di un Dio, Pasquale Catalano, che purtroppo non è presente questa sera, provvederemo noi a consegnargli il premio e quindi prego, se nasce spontaneo è sempre ben gradito. E quindi andiamo adesso a premiare per la sezione fiction, prego. Grazie Lucrezia, prego. Va bene, ecco qui, ce l'abbiamo fatta, prego. Allora, miglior tecnico per gli effetti speciali. Scusate, vi chiedo solo di avvicinarvi. 2024 fiction è Franco Ragusa per la serie Domani 2 di David Evans e Salia Agroaiman. Benissimo, eccoci, invito Franco Ragusa a raggiungerci sul palco. La Repubblica è morta e non tornerà mai più. Ora sono io, Roma. Cosa facciamo adesso? Tu hai sempre un piano. Sì, ho un piano. Ecco, complimenti. Beh, effetti speciali qui a volontà. Ma insomma,
Gli effetti speciali spesso quelli più difficili sono quelli che non si vedono, non si capiscono. Vale a dire? Ma sono cose abbastanza normali apparentemente, ma poi quando c'è l'ambientazione, bisogna creare atmosfere, creare delle certe situazioni, a volte è più difficile lì che magari fare un'esplosione, che è tutto molto più organizzato. Che sembrerebbe esatto, è un così lavoro complicato che invece. nelle pieghe presenta difficoltà che a volte non si capiscono. Anch'io ringrazio tutti i colleghi che hanno votato. E soprattutto ringrazio la mia squadra, ma più che ringrazio condivido con loro questo premio, Gabriel, Giulio, Gianmarco, Enrico e Ivano, che effettivamente una serie così lunga ci si avvicenda, insomma c'è molto lavoro per tanta gente. Grazie di nuovo. Grazie, complimenti. Grazie. Allora, proseguiamo con il miglior direttore di produzione. Vi elenco prima la cinquina della sezione cinema. Alice Marchitelli, L'ultima volta che siamo stati bambini, Alessandro Mancini, Napoli milionaria, Marta Razzano, Educazione fisica, Daniele Modina, Come pecore in mezzo ai lupi, Giorgia Passarelli, C'è ancora domani. La terna per la sezione fiction: Paolo Fragomeni, Call My Agent, Barbara Busso, I bastardi di Pizzo Falcone 4, Cristian Schiozzi, Domina 2. E qui c'è una meravigliosa sorpresa, perché mi devi comunicare qualcosa? Sei arrivata con... Ah, certo. E allora, non ho capito, mi devo fermare? Mi sono ferma, non mi muovo. Va bene. Allora, c'è una bellissima sorpresa perché il premiante è un'attrice straordinaria che ci ha voluto regalare veramente questo momento, ha voluto partecipare a una serie di emozioni che si svolgeranno nell'arco di questa serata. Qui con noi alla Pellicola d'Oro 2024 Paola Cortellesi. Oh, Paola! Ma che piacere, come stai? Aspetta, vieni. Grazie, tutto bene, ci tenevo a consegnare questo premio. Bene, allora vediamo intanto chi vince il premio, sì. quindi se puoi portare gentilmente, no? Ce l'ho, scusate, qui abbiamo tutto, io lo so già, però non lo dico. Non lo dire. Scusate, un attimo Aspetta, di suspense. dobbiamo seguire la procedura ufficiale, no Paola? Seguiamo Vai, la leggi procedura tutto ufficiale. tu. Miglior direttore di produzione, in questo caso miglior direttrice di produzione, la Pellicola d'Oro 2024 a Giorgia Passarelli. Dove sei? Dov'è? Mi hanno parato a scuola. Abbiamo fatto i felici. Non palle. Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure l'uccelli. Quelli sono i fenicotteri. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh? Giulio è quello giusto? Ma non lo so, dimmi te, che te lo sei scelto bene. Che c'è da guardare? È la notte dei miracoli. C'è ancora domani! Giorgia Passarelli! Complimenti! Sono emozionata un po'. Ma in effetti in alcuni momenti le parole devono lasciare spazio a queste, no? a questi momenti molto intimi e personali. In primis perché mi premia Giorgia, vai. la mia regista Paola Cortellesi e dedico questo premio a Gianluca Leurini e a Roberto Leone, che senza di loro non sarei mai arrivata qua, alla mia squadra di produzione, perché senza di loro i film non sarebbero lo stesso, alla mia famiglia che mi supporta ogni giorno per far sì che questo lavoro sia così bello, insieme a una parte, al resto della mia famiglia del lavoro, appunto. E poi grazie a Paola. Ecco. Grazie, è veramente una grande emozione. Grazie mille. Aggiungo una piccola cosa, io naturalmente è l'unico premio che ho
che ho saputo. Ci tenevo ad essere qui per premiare Giorgia perché l'ho conosciuta 24 anni fa, era una ragazzina, su uno dei miei primi set, dove ho conosciuto altri amici e compagni di lavoro e di vita che sono Roberto Leone e Gianluca Leorini, e ho conosciuto questa ragazzina tanto tempo fa e poi è diventata il direttore di produzione del mio film ed è, oltre ad essere una persona meravigliosa, è una professionista straordinaria. Vederla crescere e crescere insieme per me è stata una grande emozione, ecco perché ci tenevo ad essere qui a premiarti stasera. Grazie mille, grazie Paola. Grazie Sabina. Facciamo una foto, prego. Dai, Paola, prego. Grazie a Paola Cortellesi, grazie a Giorgia Passarelli, vincitrice come miglior direttrice di produzione. E adesso dobbiamo anche premiare chiaramente miglior direttore o direttrice, non si sa, di produzione per quanto riguarda la fiction. La apro io, a questo punto la apro io. Allora, vince la pellicola d'oro 2024, miglior direttrice di produzione Barbara Russo per la serie Bastardi di Pizzo Falcone 4. Ci hanno sempre chiamati bastardi e questa cosa ci ha uniti come non mai. Ma la vita è dura, spesso imprevedibile. Forse ci tolgono la bambina. Sono preoccupata per te, ma non lo capisci? Non mi lasci e poi sei preoccupato per me. E ci ha messi alla prova in tutti i modi possibili. Non mi hanno urlare, ma cosa mi hanno urlare? Non si Ma come si sa, i bastardi sono duri a morire. Io una casa non ce l'ho mai avuta. Forse stavolta dovremmo essere molto più bastardi. Buonasera, piacere, complimenti. Allora, ecco la targa, la consegno io, che onore. Grazie. Allora, vuole fare un saluto? Sì, divido anch'io questo premio con la mia squadra, con Eros, e anch'io voglio ricordare Gianluca Bombardone. Grazie di questo ricordo. Le lascio anche questo che è un bellissimo questo ricordo. Grazie, buon lavoro. Allora, iniziamo adesso la serata, musicalmente parlando, con un brano famosissimo del cinema degli anni passati. Pensate che con queste musiche abbiamo concluso la serata dello scorso anno. Ascolteremo infatti una fantasia di temi musicali che hanno accompagnato la carriera cinematografica di Alberto Sordi, che oggi avrebbe compiuto 104 anni. E le melodie che ascolteremo sono composte dal celebre musicista Paolo Piccioni, richiamano alla nostra memoria film come Finché c'è guerra c'è speranza, Il medico della mutua, Polvere di stelle, Maestro Barbagallo insieme alla banda della Marina Militare.
Complimenti, complimenti. E allora proseguiamo la nostra serata. Voglio invitare a raggiungermi sul palco l'attrice e cantante Mita Medici. Grazie. Artista e donna vulcanica, coraggiosa, sognatrice. Perché è arrivato il momento di un premio speciale e quindi è un piacere condividerlo con lei. Ben trovata, benvenuta, pian pianino perché la strada è lunga e... Ha visto che bel colpo d'occhio da qui? Bellissimo. Buonasera. Buonasera. E allora, premio, come sta intanto, signora Medici? Bene, benissimo. In questa cornice, in questa compagnia si può stare solo bene. Benissimo. Adesso andremo a chiamare sul palco un suo amico, immagino, anche, presumo, un amico di tutti, perché lui è uno tra i personaggi più carismatici, acclamati ed eclettici, non solo un grande attore ma anche un grande regista, sceneggiatore, ha sperimentato con successo vari generi cinematografici da entrambi i lati, no, della macchina da presa e veramente vanta una filmografia vastissima, una carriera costellata di grandi successi. Signori e signori, premio per l'attività artistica, Pellicola d'Oro 2024, va a Michele Placido. Ma certo, deve, noi ci siamo... Sono così felice, guarda, ma con tutto il cuore. Veramente fai parte della nostra vita. È una sorpresa, Sì, Mita, credimi. Anche per me. Grazie di. Grazie. Allora. Ecco, allora intanto complimenti per tutto, vabbè, i complimenti possono sembrare scontati ma fa sempre molto piacere riceverli, giusto? Certo. No? Sono il riconoscimento di tanti ringraziare, di lavoro, di impegno, di passione. No, voglio ringraziare, abbracciare, che è abbracciare? Le maestranze del cinema mi hanno ammaestrato a fare il cinema. Grazie a loro, sono loro che mi hanno accompagnato in tanti anni, i macchinisti, i parrucchieri, e io stavo lì. E ti dico la verità, qualche volta mi accadeva, soprattutto col primo film, Sì. Loro stanno là, ti guardano, sai, il primo film, il regista, Pumarò si chiamava. E dove la mette la macchina? Mo voglio vedere. Sono terribili, cioè terribili nel senso giusto, perché non è che loro rispettano il regista, rispettano la figura, però naturalmente siccome loro sono famiglie, poi a volte si passano il mestiere negli anni, loro sono inattaccabili, mentre noi che debuttiamo, qualche defaillance ce l'abbiamo. Allora per questo che vi dico, care maestranze, vi abbraccio tutti. Qui ci sono tante persone. È passato l'operatore, per esempio, di 7 minuti, che mi ha abbracciato, ci siamo salutati. E lui è stato pieno di consigli nei miei confronti. E io sempre rubo. Monicelli mi diceva, devi rubare da loro se vuoi imparare questo mestiere. Hai capito? Allora grazie, grazie e vi abbraccio tutti quanti. Grazie. Che ruolo determinante, veramente. Grazie a Michele Placido, grazie a Mita Medici. Grazie Michele, complimenti. Volevi aggiungere qualcosa? No? Tutto a posto. Ti lasciamo allora. Grazie ancora a Michele Placido, che tra l'altro è prossima all'uscita del suo ultimo film, Eterno Visionario, questo film che esplora il mondo emotivo di un uomo in conflitto con i suoi figli, dedicato a uno degli scrittori più celebrati e rappresentati al mondo, Luigi Pirandello. E adesso chiamo sul palco la presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli, che da decenni si occupa di spettacoli, di cinema,
Ha scritto le biografie di Monica Vitti, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Ozptek, ha raccontato il cinema, ha girato all'Euro, un libro anche tradotto all'estero, Fare cinema, proprio un libro dedicato a voi, I mestieri del set, e con Guido Torloni ha realizzato un po' di anni fa Handmade Cinema, il primo documentario dedicato proprio al talento degli artigiani più sconosciuti che con il loro lavoro ancora manuale anche Hollywood, possiamo dire, invidia a Cinecittà. Ma certo, eccolo, a sua disposizione. Intanto Benvenuta. buonasera a tutti. Sì, lei ha detto un sacco di cose, ma qui io stasera voglio dire solo una cosa. Io nasco in una famiglia di cinema e quindi certo che sono tanti anni che me ne occupo, praticamente da quando sono nata ne sento parlare, e quindi siccome diciamo che appunto ho un cognome che è qualcosa di famiglia, qui di famiglie di cinema ce ne stanno tante, allora veramente sono con voi. E l'anno in cui, facendo i Nastri d'Argento da tanti anni, abbiamo pensato di fare una cosa del genere, invece Enzo in qualche modo l'ha inventata, non l'abbiamo potuta fare noi, sono felice di essere qui. E allora insieme a lei andiamo, prego. Andiamo allora, a adesso andiamo a scoprire chi andremo a premiare. Ha iniziato la sua carriera nel teatro, il debutto cinematografico nel 1983 con Zero in condotta, una carriera decollata con il film Come io e mia sorella di Carlo Verdone, Davide Di Donatello, ha già capito. Io continuo a dare degli input, no? Quindi vediamo un po', magari lo facciamo dire dai nostri amici, dal nostro pubblico il nome, lo urliamo insieme. Allora, continuo ancora con delle altre suggestioni. Ne parliamo lunedì, questo è un altro grande successo che le ha fruttato un secondo Davide Di Donatello, altri film significativi che includono È nata una star, Loro, insomma tanti David, poi serie come Caro Maestro, Che Dio ci aiuti. Anche lei è nata in una famiglia di cinema, ho capito. E allora dai, veramente una delle figure più amate del cinema e della televisione italiana, proprio apprezzata per la sua versatilità, la profondità delle sue interpretazioni, troppe R per i miei gusti. Di chi parliamo? Di Elena Sofia Ricci. Ma l'avevate capito, secondo me, sono molto felice di darle questo premio, perché gliene ho dati altri, però insomma questo secondo me le piace moltissimo, proprio perché le farà pensare anche a tutto quello che c'è stato dietro in famiglia, in una crescita di cui parlavamo prima, così chiacchierando. Elena Sofia Ricci, benvenuta e complimenti. Grazie, buonasera a tutti. Oh, che colpo d'occhio da vero? qua, è veramente Sì, bellissimo. Un applauso a tutti voi. Ciao. No, figurati, tanto sono qua. Sei bravissima. Beh, grazie, detto da te è un complimentone. No, davvero. Sono veramente contenta e tanto emozionata perché, come diceva Laura, io vengo da una famiglia di cinema, la mia mamma era Elena Ricci Poccetto, è stata una grande scenografa, la prima donna scenografa del cinema italiano. Prima c'era Michele Placido qua. Oh, grazie. Ci sono tanti amici della mamma qua, Sergio, Martino, e allora io sono proprio cresciuta con loro. C'è una foto mia a 13-14 anni che battevo il ciak sul film Io sono mia con Michele Placido, Maria Schneider, Sandrelli, e io battevo il ciak perché facevo la comparsa per pagarmi la pizza. E il mio papà putativo era Pino Passalacqua, che è stato un grande regista della televisione, anche documentarista. Grazie per loro. E poi voglio ricordare tutte quelle ragazze che erano poco più grandi di me, le assistenti della mia mamma, Livia Borgognoni, Livia Del Priore, Stefano Ortolani, sono stati suoi assistenti, scenografi, e poi sono diventati dei grandi scenografi, e Pasquale, Angelino, i suoi attrezzisti, gli aiutoregisti di Pino, le segretarie d'edizione, insomma tutta una famiglia con la quale io sono cresciuta. Io ero una bambina che
viveva dietro alle macchine da presa, viveva a Cinecittà, ricordo la mamma alla De Paulis, allora era De Paulis, gli studios, no? Che fece un film, si ambientava nell'antica Grecia e siccome mamma aveva un po' un'anima da macchinista, da attrezzista, mamma era, cioè proprio così, e c'erano i decoratori, no? Quindi i pittori, e me la ricordo con una spugnetta che gli piaceva proprio fa i muri su sto polistirolo, era tutto finto, era veramente una grande magia questo cinema. Quante sì. storie. E io sono cresciuta lì a Cinecittà da Sanchini, c'erano tutte queste stoffe che arrivavano all'infinito, era proprio la grande magia. Poi mi ha fatto una capa tanta, mamma, perché io dovevo essere rispettosa e la ringrazio tanto, lei, ringrazio Pino, per avermi insegnato ad amare questa famiglia, che poi, diciamocelo, noi ci ammazziamo pure, cioè delle volte è faticoso perché si lavora 12 ore, il freddo, il caldo, ma senza le nostre squadre, senza i macchinisti, ma sai che noia? Cioè noi proprio, io vi ringrazio personalmente perché le più belle risate me le sono fatte con le nostre maestranze. Quindi grazie da parte mia, della mia mamma e di Pino stasera. Allora, voi giustamente da giù non potete vedere anche le emozioni, io lo posso vedere perché sono vicina e l'occhio un po' così emozionato, non dell'attrice che recita, no, questo è l'occhio della figlia. Esatto. Gli occhi Allora, diamo questo e diamoglielo, meritatissimo. Lo condivido appunto con tutta questa grande famiglia, con la mia mamma e il mio papà che sono su. Grazie a tutti quanti, buona serata. Grazie a voi, ciao, grazie a voi. Ancora un'altra foto. E continuiamo con le premiazioni, è il momento del miglior capo elettricista. Io invito il nostro artigiano, dico nostro perché è lui che da anni ci segue con le sue opere straordinarie, con i premi da lui realizzate. L'artigiano orefice Ciro del Ferraro, lo invito qui sul palco. Ecco, però che ingresso! Giusto, i gioielli di Ciro del Ferraro sono veramente emozioni per sempre, la sua è una missione perché non è solo, non ama solo creare, ma proprio è in grado di trasformare in realtà ogni progetto immaginato, quindi quanta fantasia e quanta bravura, ben trovato. Elenco la cinquina della sezione cinema. Gabriele Gorga, Adagio, Pino Meloni, 100 Domeniche, Marco Sticchi, Napoli Milionaria, Fabio Capozzi, C'è ancora domani, Michele Pellegrini, Bassi Fondi. Per quanto riguarda la sezione Fiction, La Terna, Ettore Abate, Mare Fuori, Daniele Cafolla, Domina 2, Stefano Proietti, I Leoni di Sicilia. Allora andiamo prima per la premiazione della sezione cinema, avviciniamoci al microfono. Buonasera a tutti. È cinema, esatto. Per il miglior capo elettricista, la pellicola d'oro 2024 cinema, Fabio Capozzi. Per il film C'è ancora domani di Paola Cortellesi, prodotto da Willside Vision Distribution. Quanto sono belli, oh. C'hanno tutti i denti, ma tanti. Più di noi, mi sa. Tutti dovete schiattare, perché mi pia se sposa un signore, non pezzente come voi, a miserabili! Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me la pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. Paola Cortellesi che accompagna il suo premiato Fabio Capozzi. Beh, quante soddisfazioni, veramente quanta gioia. Questo è il lavoro della squadra, il lavoro del gruppo che si... Vieni Paola, vieni, se questo palco è tuo, ma che scusa, è un onore. Buonasera Fabio, complimenti. E allora, eccolo. Grazie
a tutti, all'organizzazione, a chi mi ha votato. Condivido il premio con bravissimi colleghi della Cinquina, ringrazio i miei preziosi collaboratori, dedico il premio a mia moglie qui presente e ai miei figli a casa e ringrazio Paola, insomma, regista straordinaria. Sono venuta a ringraziare Fabio Capozzi per il lavoro meraviglioso che fa e per come lo fa. Lo fa con una maestria, con una capacità, con una gentilezza fuori dal comune. Ho l'onore di lavorare con lui da tanto tempo e spero di continuare ad avere questo onore. Vorrei consegnargli ufficialmente il premio. Scusate, sto a fare la prezzemolo, ma stasera io mi voglio divertire. Beh, è un prezzemolo graditissimo, meraviglioso. Ecco, facciamo la consegna. Ah, ecco, con tanto di inchino. No, scusa, però una battuta, Paola, già che sei qui, perché veramente tanti complimenti a tutto il tuo straordinario gruppo di lavoro. Posso avere anche un suo pensiero su Paola Cortellesi? Beh, avviciniamoci, che dobbiamo... Perché noi troppe cose da dire. Donna straordinaria, regista straordinaria, ci ha regalato delle emozioni. Ecco, regalato delle emozioni. E più di questo cosa vogliamo? È un grande privilegio e un onore aver collaborato al film di Paola. Insomma, grazie, grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie. Allora Paola, se ti puoi trattenere, mi state chiedendo questo, allora trattenetevi a questo punto, no, Fabio, rimani anche tu con noi, così facciamo una condivisione generale anche per la premiazione della fiction. Avviciniamoci sempre al microfono, grazie. Per il miglior capo elettricista, la pellicola d'oro 2024 fiction, Stefano Proietti. Per la serie I Leoni di Sicilia di Paolo Genovese, prodotto Compagnia Leone Cinematografica, Lotus Production. Signor Florio, in persona. Tu sei figlio di Paolo Florio, tu scordare mai. Le parole di Fabio Capozzi, voi non le avete potute sentire, bravo Stefano Proietti, bravo, ma che bella questa condivisione, buonasera e complimenti, grazie. Complimenti, hai visto che bel palco per ricevere questo premio? Vogliamo fare anche una foto tutti insieme, così rimane questo bellissimo ricordo di questa serata veramente speciale. Grazie. Grazie, ecco. Grazie, un saluto a tutti e un saluto va chiaramente a Enzo che mi dà sempre l'opportunità di poter realizzare questi premi spettacolari per tutti voi. Grazie mille ancora. Grazie, complimenti per il tuo lavoro. Allora, proseguiamo, ma che belle queste incursioni di Paola, chissà, vediamo cosa accade nel corso della serata. Miglior attrice votata dalla troupe. Chiamo sul palco l'assessore alla cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor. E vediamo un po' la troupe che decide chi è la migliore attrice. Intanto inizio ad elencare, mentre ci raggiunge il nostro ospite, la cinquina della sezione cinema: Paola Cortellesi, C'è ancora domani, Chiara Celotto, Mixed by Harry, Vanessa Scalera, Napoli milionaria, Greta Gasbarri, Mia, benvenuto, concludo, Isabella Aragonese, Come pecore in mezzo ai lupi. La sezione fiction: Miriam Leone, I Leoni di Sicilia, Marzia Ubaldi, Call My Agent, Laura Morante, A casa tutti bene. E lei come sta? Benissimo, grazie a tutti, una serata splendida. E allora apriamo e vediamo a chi va la pellicola d'oro 2024, miglior attrice votata dalla troupe. Migliore attrice votata dalla troupe, la pellicola d'oro 2024 a Paola Cortellesi. C'è ancora domani. Non più Laura. E chi t'ha detto? Lo dico io. Tu sei me.
Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche soldo dai lavoretti miei. Non ho capito come rubi, sto i soldi tua. Paola, ti stai facendo un po' di chilometri questa sera. Dovevi mettere una scarpa bassa. Pensa a Marcella. È proprio lei che Votata dalla troupe, non possiamo chiamarli tutti qui in scena, però ci sono e ti hanno votato. A Paola Cortellesi, Elena, prego, vieni. A Paola Cortellesi, grazie. Grazie Michele. Elena, un'amica, che bello avere degli amici quando in questo lavoro. Siamo sedute vicine e mi ha detto, con una dizione perfetta, te lo posso da io? Un po'. Puoi, ecco. Complimenti. Grazie per avermi votata. Io sono molto onorata di essere qui questa sera, di ricevere questo premio, ma soprattutto di premiare le persone che hanno lavorato al mio film. Sono persone che io conosco da tanti anni nel mio mestiere di attrice e per la prima volta da regista. La troupe che mi ha votato, quindi le troupe che mi hanno votato per questo film, molti di loro sono appunto persone con cui ho lavorato. Io mi sento molto onorata di aver lavorato con questa squadra, la mia squadra che non è solo mia, ma insomma è quella del mio film, perché ho avuto intorno delle persone meravigliose che ho chiamato sperando che accettassero e hanno tutte accettato. Hanno accettato anche per amore di quello che hanno saputo, letto del film e hanno partecipato in ogni singolo istante, hanno fatto il tifo per me, mi hanno sostenuta e mi hanno voluto bene e anche io vi voglio bene. Grazie. Grazie Paola, grande successo la tua prima regia e quindi avere tutto questo gruppo di grande esperienza intorno sicuramente ha significato tantissimo. Brava, complimenti. Elena, unisciti, dai, vicino all'amica. Eccoci. Complimenti. Grazie Paola. Grazie. E allora continuiamo con invece, la busta già ce l'ha lei, ecco. Per quanto riguarda la fiction, vediamo a chi va il premio. Allora, miglior attrice votata dalla troupe, la pellicola d'oro 24 a Miriam Leone. Per la serie Leoni di Sicilia di Paolo Genovese. Palermo è una città ricchissima. È deciso. Partiamo. Una città fiabesca. Un popolo coraggioso che ci ha accolti. Se volete qualcosa non mi fate scrupoli per averla. Quella che vi sto offrendo è una grandissima opportunità. Portare il progresso. Che uomo è Vincenzo Florio? Che tu sia maledetto! Lo facciamo per la Sicilia. I Leoni di Sicilia e non c'è Miriam Leone, viene a ritirare il premio il suo ufficio stampa, Eleonora Grieco, eccoci, Eleonora ben trovata. Un saluto anche a Miriam Leone, chiaramente straordinaria attrice che ha visto una notevole crescita in tutti questi anni, veramente molto brava. Il video comunque ci tiene tantissimo a ringraziarvi e si scusa di non essere qui, però veramente grazie a tutti. Non sapevo del video, allora vediamolo insieme, dai, eccoci, prego rimanga con noi, rimanga ancora con noi. Grazie per avermi onorato della pellicola d'oro. Grazie per questo premio che per me ha un valore altissimo. Vorrei essere lì con voi perché sono sicura che con tanti di voi abbiamo lavorato insieme, abbiamo condiviso il set e spero che con altri di voi mi succederà di condividere questo luogo magico e meraviglioso che noi abitiamo, che è il set, dove con grande leggerezza e amore riusciamo a vivere delle giornate faticose, delle giornate più divertenti, ma il nostro è un mestiere che puoi fare solo con una grande passione e quindi grazie a tutti per la passione che avete condiviso con me sul set e che condividete con me sul set. Chi ha lavorato con me sa un po' anche come sono dietro le quinte. Mi dispiace stasera di non potervi abbracciare personalmente e di non poter essere lì, ma ci tenevo a fare questo video per ringraziarvi. Grazie alla giuria.
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato nei Leoni di Sicilia, ringrazio anche Giulia Portalupi, che è questo personaggio che mi ha dato grandi soddisfazioni e una spinta in più in alcune cose della mia vita che poi sono successe, come diventare mamma. E spero di incontrarvi presto, vi aspetto sui prossimi set. Grazie di cuore. Buona serata a tutti e complimenti a tutti gli altri premiati. Ciao. Certo. Grazie, complimenti. Arrivederci, buon lavoro, grazie. E allora proseguiamo con il miglior storyboard artist e chiamiamo l'assessore alla cultura del primo municipio, Giulia Ghia. Storyboard, quanto impegno, in poche parole quegli grandi artisti, no, che creano quello che può essere considerato in qualche modo il filmato grezzo, no, del film, costituito quindi da disegni, schizzi, c'è tantissimo lavoro e funge proprio da base per le fasi successive. Benvenuta. Elenco la cinquina. Miglior storyboard artist per quanto riguarda il cinema, Marco Valerio Gallo, Help Me, David Orlandelli, Da Grande, Marco Letizia, Come pecore in mezzo ai lupi, Sebastiano Nano, Palazzina Laff, Jacopo Pividori, Bassi Fondi. Poi, per quanto riguarda invece la fiction, Giordano Saviotti, Noi siamo leggenda, Marco Valerio Gallo, I Leoni di Sicilia, Davide Orlandelli, Everybody Loves Diamonds. Bene, questi sono, vediamo per la fiction, scusate, per il cinema. Stiamo parlando del miglior storyboard artist. Allora, miglior storyboard artist, la pellicola d'oro 2024 cinema, a Marco Letizia per il film Come pecore in mezzo ai lupi. Ti verranno a cercare. E io non ti posso proteggere. Hai paura? Sì. Come pecore in mezzo ai lupi, Marco Letizia, complimenti. Buonasera. Ha qualcuno da salutare? Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, ringrazio Groenlandia e Matteo Ro per la produzione, certo. E dedico questo premio a mia moglie che è seduta lì. Scusate l'emozione. Grazie. Quanto sono importanti queste mogli, meno male che gli dedichiamo il premio. Allora, la foto, scusate, posizioniamoci, allontaniamoci un pochino dal... E complimenti, è bellissima anche l'emozione, è bello. E allora, vogliamo aprire la busta per quanto riguarda invece la fiction? Poi io volevo fare un ringraziamento. Ma certo, eccoci. Visto che qua ringraziano tutti la propria squadra, no? Perché si arriva a meta grazie agli altri. È sempre Io così. voglio ringraziare la squadra del primo municipio e tutti gli uffici che hanno lavorato per le autorizzazioni che sono necessarie affinché questa manifestazione Questione sempre molto complicata. Io volevo fare un ringraziamento quindi a tutte le nostre maestranze. Bene, grazie anche da parte nostra, perché se riusciamo a realizzare ogni anno è proprio anche grazie a voi. Allora, prego. Allora, miglior storyboard artist, la pellicola d'oro 2024 fiction, a Marco Valerio Gallo per la serie I Leoni di Sicilia. Che ho amato particolarmente, quindi sono felicissima di dare questo premio. Se volete qualcosa non mi fate scrupoli per averla. Quella che vi sto offrendo è una grandissima opportunità. Portare il progresso. Che uomo è Vincenzo Florio? Che tu sia maledetto! Lo facciamo per la Sicilia. Quanto può durare un pesce sott'olio? Lo avete mai assaggiato il marsala? Loro hanno il titolo, noi abbiamo i piccioli. Una trasposizione ben riuscita, commentavamo, complimenti, no? Dal libro alla serie, veramente è stata amata da tantissimi. Beh, devo dire è venuta
posso dire, una serie stupenda. Sì, sì. Devo dire, lavorare con Paolo è sempre bello, quindi sarà contento pure lui di questo premio e speriamo che vada avanti. Cioè, è stato un bel certo. viaggio, quindi ringrazio la Viaggi produzione, la belli non Lotus, bisogna interromperli, bisogna proseguirli. ringrazio Paolo Genovese, la Lotus e ringrazio chi mi ha votato e pure chi non mi ha votato. È giusto, dobbiamo essere democratici Dedicano tutti sempre. alla propria ragazza, lo dedico alla mia ragazza. Olli. Evviva, ecco, mi mancava questa dedica. Grazie, grazie. E ancora buon lavoro. Ci avviamo. Allora, io la saluto e la ringrazio. Mi raccomando, un altro anno giochiamo d'anticipo. E allora, miglior attrezzista di scena, invito sul palco il presidente della FITEL, Giuseppe Spadaro. Prego, presidente, ecco FITEL, Federazione Italiana del Tempo Libero. Tra l'altro, se non erro, lei è di Reggio Calabria, giusto? No, ho sbagliato. Reggio Calabria? No, giustamente non posso sentirla da lì. Ci provo. Certo, viva Reggio Calabria. Viva la Calabria. Allora, proprio Reggio Calabria, la mia città. Bene, tempo libero in ogni declinazione, in particolare in quella rivolta chiaramente al mondo del lavoro. Del lavoro, del sociale, il nostro motto è fare e stare insieme. Ecco. Quindi Beh, è un motto che possiamo adottare tutti. Che possiamo sarebbe adottare bello, tutti. certo. E stare insieme anche con la solidarietà, con il essere disponibili e stare con gli altri e dare un supporto anche a chi in qualche modo non se lo può permettere. Giusto. Io mi emoziono sempre quando vedo questo pubblico spettacolare. E allora, volevo dire sì, che appunto questo motto, questa sera di nuovo Enzo ha fatto un altro miracolo. quanti miracoli fai, Enzo? Ha sfidato gli Complimenti. Ha sfidato gli dei, Eh. per cui insieme alla partita dell'Italia siamo tutti Esatto. a vedere questa meravigliosa manifestazione. Vedi, Per ti cui- vogliamo bene, ti vogliamo bene. Ci manca solo una cosa, questa grande scuola che vogliamo fare, che Sì. riguarda La formazione delle maestranze, per noi è l'ultimo gradino più importante probabilmente, Sì, a sì. cui in qualche modo ci arriveremo. Anche Ma questo sarà sì, un miracolo. assolutamente, anche perché poi forse Grazie di parlarne accadrà, no? E allora, elenco la cinquina della sezione cinema. Claudio Stefani, Il Sol dell'Avvenire, Stefano Carbonaro, Grazie ragazzi, Federico Vianelli, Adagio, Marco Aureli, C'è ancora domani, Massimiliano Corte, Denti da squalo. La terna per la sezione fiction, Manuel Antonini, Call My Agent, Luca Ferretti, Domina 2, Cristiano Gobbi, Leoni di Sicilia. Andiamo a vedere per il cinema. Quella. Allora, miglior attrezzista di scena, la pellicola d'oro 2024 Cinema, Claudio Stefani per il film Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Claudio Stefani, Il Sol dell'Avvenire. Rendez-vous è confirmé chez Netflix. I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi. 190 paesi. Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode. No. No. Puff. Eccoci, ci ha raggiunto Claudio Stefani, ecco che sta arrivando. Film di Nanni Moretti, devo dire anche un film molto particolare, curioso, intrigante, come d'altra parte sono sempre i film di Moretti. Mano in tasca, un andamento molto tranquillo e lui è il miglior attrezzista di scena. Complimenti. Che paura. Ringrazio Nanni Moretti, tutto il reparto Se si può scenografia, avvicinare un po'. Alessandro Vannucci, Mina Petrara e Cristina Del Zotto, e il mio aiuto Costantin Junca, e lo dedico a Bomba. Grazie, buon lavoro, complimenti. Benissimo, adesso apriamo la busta, grazie. Per quanto riguarda la fiction, mi raccomando, sempre vicino al microfono perché
Miglior attrezzista di scena, la pellicola d'oro 2024 Fiction, Cristiano Gobbi per la serie I Leoni di Sicilia di Paolo Genovesi. Signor Florio, In persona. tu sei figlio di Paolo Florio, tu scordare mai. Palermo è una città ricchissima. È deciso, partiamo. Quanto impegno anche essere attrezzista di scena, veramente. Complimenti a Cristiano Gobbi. Grazie mille, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, l'organizzazione di questa sera. Ovviamente è un premio che va condiviso con tutto il reparto e anche con la regia, il cast, la produzione, che ha fatto sì che ci fosse un clima di grande serenità su questo set faticoso. Serenità che purtroppo credo manchi un po' a gran parte dei nostri colleghi che non lavora da 5-6 mesi per la crisi che ci colpisce. Comunque, grazie mille. Arrivederci. Una foto. Grazie, buon lavoro, a presto. Ecco, ci vediamo a Reggio Calabria. E adesso miglior sartoria cineteatrale. Io mi emoziono sempre quando devo, quando ricordo questo ambito, perché la mia mamma è stata una grande sarta e io ricordo proprio che mi addormentavo al suono. Per me era una melodia della macchina da cucire che allietava veramente il riposo. E allora invitiamo l'ospite, commissario straordinario, scusate che con le luci vedo poco, della Film Commission Lazio, Mariella Troccoli. Ed elenco intanto la cinquina della sezione cinema: Anna Mode, Il Sol dell'Avvenire, Peruzzi, Il più bel secolo della mia vita, Russo, Napoli milionaria, Liliana Sotira, correggetemi, non voglio errare nel pronunciare i nomi, La festa del ritorno, Costumi d'arte, Un matrimonio mostruoso. La terna della sezione fiction, Fabbrica del costume, Un'estate fa, Farani, Il commissario Ricciardi, Tirelli, Domina 2. Benvenuta a Mariella Troccoli. Commissario straordinario Film Commission Lazio, benvenuta, piacere mio. Allora, queste per quanto riguarda il cinema, prego. Allora, miglior sartoria cineteatrale, la pellicola d'oro 2024 va Anna Mode per il film Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, prodotto da Sacher Film, Fandango, Rai Cinema, Le Pac. Di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due. Aiuto, stop! Questa è una scena in cui parlate di politica. Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. Lontano. Ritira il premio il dottor Fausto Pallottini. No, scusate, sì, giusto. Il dottor Fausto Pallottini. Eccoci, per Anna Mode, Il Sol dell'Avvenire. Magazzino di 3.000 metri quadri con oltre 200.000 abiti. 200.000 è un numero incredibile. Costumi, accessori di ogni periodo storico. Buonasera a tutti. Un archivio che parte dal 1700. Beh, pazzesco. Già solo da andarlo a vedere e visitare, proprio per l'emozione di trovarsi in quell'ambito. Complimenti. Ovviamente condivido questo con tutta la sartoria, con i sarti, le assistenti, il reparto consegna, e un ringraziamento alla costumista Silvia Segoloni e ovviamente alla produzione. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, facciamo una foto, prego, dottoressa, se si vuole mettere. E allora, proseguiamo, ho io la busta, prego. Allora, miglior sartoria cineteatrale cinema, la pellicola d'oro 2024 Fiction va a Tirelli per la serie Domina 2, prodotto da Tiger Expert Production, Cattleya, Sky Studio e MGM. Sì, ho un piano. Fare di te un dio. Iullo, Tiberio, Druso e ora Domizio. Alla mia morte Roma arriverà a voi. Alla famiglia. Alla famiglia.
Gaio ha iniziato la corsa alla sua successione. Roma non si eredita. Basta con la sua tirannia. Basta col suo potere. Torniamo in Senato e restauriamo la Repubblica. Grazie. Eccoci, ritira il premio la dottoressa Laura Nobili, benvenuta. Anche qui mi permetto, no, di spendere 2 parole, perché anche qui parliamo di una realtà importante, 7.000 metri quadrati, dove sono appesi, suddivisi per generi e per epoche, più di 15.000 abiti d'epoca autentici, 300.000 costumi, nascono, insomma, tutto ciò nasce da una passione, la passione di Umberto Tirelli, poi Dino Trappetti, e insomma ha proseguito, no? Esattamente, infatti sono qui e porto anche i saluti e i ringraziamenti da parte del nostro presidente Dino Trappetti, che non è potuto essere presente. Ringrazio Enzo De Camillis e tutta la giuria per il premio, ovviamente. Un ringraziamento speciale sia alla costumista, ovviamente a Gabriela Pescucci, che ci sceglie sempre con affetto, e vorrei ringraziare tutto il nostro personale, tutti i nostri dipendenti, le sarte, che con le loro mani meravigliose, veramente meravigliose, una maestria e un artigianato che in Italia possiamo dire è un primato, e realizzano questi costumi meravigliosi. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri colleghi e soprattutto a mio cugino Alessandro Trappetti, con cui lavoro insieme e con cui condividiamo gioie e dolori. Grazie. Complimenti, complimenti. Grazie. Allora fermatevi solo un attimo per una foto. Ecco, prego. Dottoressa, grazie, grazie e buon lavoro. E allora ci prendiamo una pausa musicale, ascoltiamo questo brano, sempre il maestro Antonio Barbagallo, Armando Trovaioli, anzi questa volta dirige il capitano di corvetta Gianluca Cantarini, vice direttore della banda musicale della Marina Musicale, Roma, non farla stupida stasera.
Bravissimi! Tutti maestri, orchestra della Marina Militare. Adesso un premio speciale. A chi va questo premio speciale? Intanto invito a raggiungermi nuovamente sul palco l'assessore alla cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, perché il premio speciale va alla RAI per i suoi 70 anni di attività. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Queste sono le parole passate alla storia con cui la prima annunciatrice, Fulvia Colombo, annunciò l'inizio di una nuova era. Era il 3 gennaio del 1954. Lei sa qual è stato il primo programma televisivo? Attendevo che me lo dicesse lei proprio. A firmarlo Mike Bongiorno, Armando Pizzo, con Arrivi e partenze, che segnarono proprio la nascita dell'intrattenimento per il grande pubblico. Tra l'altro il record di programma più longevo invece è la Domenica Sportiva. Ecco, vabbè, un po' di curiosità che fa piacere sapere. E allora, abbiamo un premio da dare, viene a ritirarlo il dottor Ivan Carlei per Rai Fiction. Che come produttore ha seguito insomma tante realtà importanti, Il clandestino, le indagini di Lolita Lobosco, Napoli milionaria, Il commissario Ricciardi, Noi, e veramente risultati importanti raggiunti in questi anni dalla società. Benvenuto, eccoci. Certo. Fatemi dire che per me Prego. è un grande onore come assessore alla cultura di Roma dare questo premio per i 70 anni della RAI, perché è la più grande, la più importante azienda culturale che produce cultura in Italia, e quindi insomma lunga vita, grazie alla RAI. Grazie, questo è il premio. Grazie. Prego. Beh, grazie. Io onestamente mi sento un po' indegno di rappresentare 70 anni di RAI, mi sembra una roba un po' impegnativa. Vabbè, abbiamo dato ognuno il contributo. Io sono 35 anni, per diciamo, metà io posso anch'io. rappresentare indegnamente quello che è la fiction, dove però insomma creiamo tanto lavoro, quindi molti di questi artisti, diciamo io, che avete premiato stasera, li incontro spesso sui set. Per quanto riguarda i 70 anni della RAI, sono tanti, speriamo che continui a essere un servizio pubblico per tutti. Certo, questa è la mission principale. Tra l'altro, ecco, prima di salutarlo ho letto proprio una novità delle ultime ore, lo dico perché può essere anche una cosa interessante, che la direzione Cinema e Serie TV sta presentando in corto d'opera. Questo è un progetto dedicato ai cortometraggi, realizzato in collaborazione con Rai Cinema, che riguarda diversi canali della Rai. Dal 22 giugno i corti saranno in onda in prima visione assoluta, quindi insomma spazio anche ai corti. Complimenti. Grazie Ivan Carlei. Grazie. E grazie Assessore. Allora, vediamo un po'. Grazie. Vediamo un po' chi è il miglior attore votato dalla Troupe 2024. Invito la produttrice delegata APA, Azzurra Arie, a raggiungermi sul palco. APA, Associazione Produttori Audiovisivi. E vi vado a leggere la cinquina, eccoci, per la sezione cinema: Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, Valerio Mastandrea, C'è ancora domani, Gianmarco Franchini, Adagio, Antonio Albanese, 100 domeniche, Pier Francesco Favino, Adagio. Benvenuta, buonasera. Buonasera a tutti. Termino solo leggendo la terna. No, prego, stia qui. Michele Riondino e Leoni di Sicilia, Michele Di Mauro, Call My Agent, Fabrizio Bentivoglio, Monterossi. Eccoci qua, ci siamo. Dal cinema, iniziamo dal cinema. Allora, miglior attore votato dalla Troupe, la pellicola d'oro 2024 per il cinema, Valerio Mastandrea, C'è ancora domani, di Paola Coltellesi, Wild Side Vision Distribution. Con le piazze, i giardini e la gente
Perché ti fai trattare Valerio così? Mastandrea! Come la rido io? Quanto è stato difficile maltrattare così Paola? Veramente il maltrattato sono stato io, ma non lo dice nessuno. Ah sì? Che hanno Senti, cantato ma prima di me, ha cantato qualcuno? No, per sapere. Valerio, so che Grazie, all'inizio Valerio. tu non eri molto convinto quando Paola ti ha proposto. Sì, perché è chiaro che intanto saluto tutti, ringrazio la giuria, fatemi dire queste frasi che non diciamo da un po' di anni. Ecco, infatti avevo preso anche il premio al contrario, perché poi questo è un premio che dà alla gente che fa il mio lavoro non diciamo in primissima linea come lo facciamo noi, per la gente che vede, ma senza la quale le prime linee non esistono. Quindi grazie, perché lo dico anche dopo una mattinata un po' difficile, e qualcuno sa a cosa mi riferisco, dove però ci siamo resi conto, insomma chi c'era stamattina a salutare un amico che se n'è andato, che siamo un popolo. Le persone che fanno il cinema sono un popolo di persone che crescono insieme, che si vogliono bene, che condividono esperienze enormi, e stamattina ho avuto proprio una grande riprova di questo. Vabbè, questo era per intristirvi un po', però poi per alzare il livello io questo film lo volevo fare perché sicuramente c'è qualcuno che lo avrebbe fatto meglio di me, ed è soltanto con questo pensiero che io vado avanti nel mio lavoro, sapendo che io sì, posso fare le cose fatte bene, ma c'è sempre uno più bravo da qualche parte e prima o poi lo troveranno. E fammi ringraziare anche Paola, se Io posso. mi stupisco che non sia salita sul palco. Paola, ti prego. Ecco, riuniamo questa coppia che ha avuto così tanto. Va bene, come facciamo a non aver con noi anche il grande Roberto? La vogliamo rifare? Vieni qua, Risali col Roberto. premio da sola, però. Sì, è una bella cosa, sì. No, Grazie. te ne vai? Rifacciamo Ma tutto. si va potrebbe bene. avere un clarinetto pagando? Venga qui. Ma roba di veramente tipo Pierino e il Lupo, una cosetta così di SIAE. Niente, mi hanno guardato proprio male tu, scusate, ho fatto Vabbè. il servizio civile io. Scusate. Niente? Non Un lo so, accompagno? faccio un Niente. accompagno, una No, niente. tromba, non si può, no, Niente. è come se fosse stato fatto, va benissimo, va Grazie benissimo. Paola, grazie. Valerio Mastrandrea, Grazie di con avermi Paola voluto nel tuo Cortellesi, è film. il grande produttore, eccolo Sì. qui. Sono sul palco a premiare Valerio Mastandrea insieme a Roberto Leone, che ha guidato questo film e la squadra di questo film, e volevo ringraziare così, visto che questa sera sono salita sul palco tante volte, mi sono inserita così, in modo anche piuttosto aggressivo, devo dire. Fantastico. Sì, io lo però direi. volevo premiare, visto che sono qua, volevo premiare personalmente le persone che hanno lavorato al film, e volevo ringraziare insieme a Valerio, che ringrazierò per sempre, diciamo. No, perché dici sì? Non sei convinto di questo? E invece volevo ringraziare Roberto Leone, così, insieme a tutti. Grazie a tutti i ragazzi che ci hanno aiutato, grazie, è un onore lavorare con queste due persone speciali e oltretutto anche amici. Grazie ancora a tutti i ragazzi di nostra produzione e a tutti i lavoratori dello spettacolo. Ma grazie a voi che ci avete regalato delle emozioni straordinarie, grazie. Grazie Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Roberto Leone. Fatto piacere rivederti, grazie, bravi. E allora proseguiamo, sì, perché abbiamo un altro attore, miglior attore votato dalla troupe per quanto riguarda la fiction. Allora, sì. Miglior attore votato dalla troupe, la pellicola d'oro 2024 fiction, Michele Riondino per la serie I Leoni di Sicilia, Paolo Genovese, e prodotto da Compagnia Leone Cinematografica e Lotus Production. Signor Florio, in persona. Non c'è. Tu sei figlio di Paolo Florio, tu scordare mai. Palermo è una città ricchissima. È deciso, partiamo. Michele Riondino, che non è purtroppo presente questa sera, però ci manda un saluto, se vogliamo, esatto. Partire con questo videomessaggio. Buonasera prego. a tutti, scusate, innanzitutto scusate per
per come appaio, per quello che sembra. In realtà sembra che io sia in vacanza, invece no, In effetti. sono qui a fare il padre perché essendo marito di una maestranza, di una truccatrice, e sono qui a fare il papà perché mia moglie è su un set, forse l'unico set o uno dei pochi che in questo periodo sta lavorando, ha la fortuna di poter lavorare, e quindi sono qui a fare il padre adesso. Perché parto così perché insomma sono contentissimo, veramente contento, orgoglioso di ricevere questo premio, la pellicola d'oro, data dalle maestranze, quindi da chi il cinema lo fa con le proprie mani, quindi sono veramente orgoglioso e felice di ricevere questo premio e terribilmente mortificato di non poterlo ritirare. E dicevo, comincio così dicendo che sono il marito di una truccatrice proprio perché voglio dedicare questo premio a tutte le maestranze, soprattutto a tutte le donne del cinema, le donne che forse adesso in questo momento, appunto dedicandomi completamente all'accudimento, alla paternità, ecco, all'esercizio genitoriale, mi rendo conto come sia difficile gestire il lavoro e come sia difficile gestire il rapporto tra l'essere genitore e l'essere lavoratore dello spettacolo. Quindi io davvero dedico questo premio a tutte le donne che lavorano nel cinema e poi lo dedico anche naturalmente a tutte le maestranze, a tutti gli uomini e le donne che lavorano e che vorrebbero lavorare nell'audiovisivo. Dico vorrebbero perché è un momento difficile e quindi ecco, mi accodo alla protesta, siamo ai titoli di coda e magari colgo l'occasione per lanciare questa proposta. Ritirerò il premio la prossima volta che ci vediamo nelle piazze, ecco, la prossima volta in piazza ritirerò questo premio e vi abbraccerò tutti uno per uno. E viva il cinema, viva l'industria. Michele Biondino, grande, grazie. E allora sì, grazie anche ad Azzurra Ariè. E allora, sono dei messaggi importanti, chiaramente, questi che vengono trasferiti perché è un momento delicato. Allora, siete pronti? Perché mi risulta da scaletta, no, che ci sia un altro momento musicale. Il maestro Barbagallo, Stelvio Cipriani, Anonimo veneziano, un film del 1970 ambientato appunto nella meravigliosa Venezia. Questa pellicola è accompagnata dalle splendide melodie composte proprio da Stelvio Cipriani. Tra l'altro con questa melodia vinse il Nastro d'Argento. Prego.
E proseguiamo con la migliore sarta di scena. Invito l'ospite, il presidente del MEI, Museo Nazionale dell'Immigrazione Italiana all'Estero, Paolo Masini. La cinquina della sezione cinema: Antonella Ranisi, Il Sol dell'Avvenire, Gianna Taddeo Felicitana, Lucia Luciana Salinaro, C'è ancora domani, Giacomo Ponzio, L'ultima volta che siamo stati bambini, Laura Antonelli, Mixed by Harry. La terna per la sezione fiction: Gloriana Manfra, Mare Fuori, Lucia Luciana Salinaro, Call My Agent, Maria Pia Rossi, Domina 2. Ben trovato! Come sta? Ben trovato. E allora, eccoci, io direi di aprire subito la busta per il cinema come miglior sarta di scena 2024. Migliore sarta di scena, pellicola d'oro 2024 cinema, Laura Antonelli per Mixed by Harry. Laura Antonelli, Mixed by Harry. Rischi zero e diventiamo ricchi, noi e voi. Il giro d'affari è diventato importante. Quanti fratelli siete? Non siamo due, siamo tre. Chi di voi tre è Mixed by Harry? Tecnicamente tutti e tre, soprattutto se parliamo in termini Harry, di cazzo. Complimenti. Ecco il premio. Battutina veloce. Intanto ringrazio Valentina Taviani, la costumista, per l'opportunità, la Groenlandia e Sidney Sibilia, che è stato un regista eccezionale, e dedico questo premio a mio suocero che ci ha lasciato pochi giorni fa. Ci dispiace. Grazie a tutti per il voto. Bene, buon lavoro, complimenti. Facciamo una foto insieme al dottor Masini, prego. Buona serata. E allora, per la fiction? Miglior sarta di scena, pellicola d'oro 2024, Maria Pia Rossi, Domina 2. Torniamo in Senato e restauriamo la Repubblica. Sarà rischioso. Se qualcosa va male, fammi chiamare. E cosa potrebbe andare male? Se vuoi avere il potere in questa città, ti devi sbarazzare di Livia. Sarebbe un gioco molto pericoloso. Conosco bene Livia, fin da bambina. Lei mi ha tradito. Che cosa vuoi? Io voglio tutto quello che hai. Domina 2, Maria Pia Rossi, eccoci, e complimenti anche a lei, miglior sarta di scena. Prego. Grazie. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e alla mia famiglia lo dedico. Grazie, buon lavoro ancora. Fotino. Grazie a lei, grazie anche a Paolo Masini, che tra l'altro è stato insignito, io vorrei dirlo, del riconoscimento internazionale per le straordinarie iniziative del museo, capaci proprio di abbinare le memorie migranti al digitale. Insomma, sono riconoscimenti che meritano di essere ricordati. Complimenti per il lavoro che porta avanti. Premio per l'attività artistica. Invito sul palco l'attrice Maria Pia Calzone. Un'attrice di grande intensità, l'ho apprezzata, devo dire, particolarmente, vabbè, la ricordiamo, la moglie del boss Gomorra, e anche ultimamente nel film La casa di Ninetta. Eccoci, benvenuta e complimenti. Quanta energia, veramente. Bello, è la stessa sensazione che hanno tutti quando si sale qui. E allora andiamo a premiare un regista, sceneggiatore, attore, produttore, scrittore, musicista, assistente alla regia, veramente tanta arte intorno a lui, nipote del regista Gennaro Righelli, fratello del produttore Luciano Martino, padre della regista Federica Martino, fotografa Francesca Romano Martino, uno insomma dei maggiori esponenti italiani del cosiddetto cinema di genere, Sergio Martino, che invito sul palco. Il suo debutto come regista nel 1969 con Arizona si scatenò e li fece tutti fuori, considerato un maestro del cinema di genere italiano.
Benvenuto e complimenti, complimenti. Eccoci. Mi sono ibernato nel frattempo perché visto che l'orario era previsto. Sì, i titoli di coda sono molto lunghi, sono tanti e poi chiaramente i premi speciali. Ecco, consegniamo il premio. Vi ringrazio di questo premio, ovviamente a chi me l'ha voluto dare, e ovviamente io appartengo, penso di essere mio nonno regista ha fatto il primo film italiano sonoro, quindi veramente dietro di me, anzi prima di me c'è varie generazioni che mi hanno preceduto. E in questo momento sono ben felice di ricevere questo premio, anche ne ricevo molti di più all'estero, devo dire, però comunque in questo momento vi ringrazio e spero che il cinema possa tornare ed essere sempre migliore nei confronti di un pubblico che deve riempire le sale, che in questo momento è un pochettino sono meno frequentate di un tempo. Per noi ci fa piacere che ne riceve anche molti all'estero, perché il Made in Italy è unico anche nel mondo del cinema. Era una battuta, però chiaramente non mi anche voglio una cosa autocelebrare, positiva. però comunque vi ringrazio e quindi Complimenti, Grazie. complimenti. Sì, come no, certo. Grazie a Sergio Martino, Maria Pia, complimenti veramente, straordinaria attrice. Buonasera. E adesso proseguiamo con il miglior operatore di macchina. Chiamo il presidente della Film Commission Liguria, Cristina Boll, ed elenco la cinquina della sezione cinema. Emanuele Chiari, Le mie ragazze di carta, Luigi Andrei, Napoli milionaria, Fabrizio Vicari, L'ultima volta che siamo stati bambini, Andrea Grossi Adagio, Andrea Peccoz, Grazie ragazzi, sessione fiction, Sebastiano Bazzini, Call My Agent, Emiliano Leurini, Domina 2, Giovanni Gebbia, A casa tutti bene. Ecco la dottoressa Cristina Bolla, ben trovata. E andiamo ad aprire. Buonasera, buonasera. Ecco le due buste. Cinema, prego. Per il miglior operatore di macchina, la pellicola d'oro 2024, Cinema, Fabrizio Vicari, per il film L'ultima volta che siamo stati bambini, di Claudio Bisio, prodotto da Solea, Bartele Film e Medusa Film. Sotto le bombe, l'amicizia più grande del mondo. Tu, perché mi sputi? Perché sei ebreo? Anche i miei genitori avevano genitori ebrei, e anche i miei nonni, e anche i nonni dei miei nonni erano ebrei. Mazza che sfiga però. Entri nel plotone. Vostro fratello pensa solo a fare la guerra. Che problema c'è? La guerra è brutta solo se si perde, no? Se gioca a fucilare la gente, che cosa farà da grande? La cosa più bella della vita è la libertà. Ecco il premiato, Vicari, giusto? Fabrizio Vicari, che ritira il premio consegnato dalla Presidente della Film Commission Liguria, Cristina Bolla. E complimenti anche a Fabrizio Vicari. L'ultima volta che siamo stati bambini. Grazie. Velocissimo, grazie, bene, le siamo grati. E adesso, allora, io la busta per quanto riguarda la fiction. Per il miglior operatore di macchina, la pellicola d'oro 2024 per la fiction, Emiliano Leurini, Domina 2, di David Evans e Sally Appleman, prodotto da Tiger Aspect Production, Catleya, Sky Studios, MGM+. Emiliano Leurini che ci raggiunge sul palco. Domina 2, devo dire che questa sera è andata molto bene insieme ai Leoni di Sicilia. Katia Smutniak, eccezionale anche in questa serie. Domizio, tu devi prestare più attenzione alle donne se vuoi sapere quello che succede. Sono meravigliosi, io trovo. Eccoci, ben trovato. Questi film in costume, bellissimi, affascinanti. Grazie ancora. Sì, no, ma certo, il microfono sta lì apposta, poi. Volevo
Vogliamo ringraziare tutti e condividere questo premio con altri 2 operatori bravissimi che hanno partecipato a questa serie, che sono Maurizio Lorenzetti e Livio Montarsi. Grazie. Bene, grazie mille, buon lavoro. Allora, ancora un altro momento musicale. Il brano è sempre chiaramente con il maestro Antonio Barbagallo e gli straordinari maestri della Marina Militare. Il testo è di Roberto Benigni, la musica è di Nicola Piovani. Sto parlando de La vita è bella. Bravissimi, la vita è bella, la vita è meravigliosa, ecco, e serate come queste da condividere tutti insieme, chiaramente ne sono un po' anche così la dimostrazione di quanto sia bello viverla intensamente tutti insieme questa vita. Allora, miglior maestro d'armi, andiamo avanti, chiamo sul palco la direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro. Rai Isoradio, che devo dire un po' anche con il mio programma, mi prendo qualche merito tutti i giorni dalle 12 alle 13, si occupa tanto di cinema, di teatro, di cultura, di sociale. Alessandra, ecco la nostra meravigliosa direttrice, mi fa molto piacere vederti, bellissima.
Ecco, non solo il mio programma, ma tanti programmi. Buonasera a tutti. Che Isoradio ha una grande attenzione nei confronti proprio del cinema, sono tantissimi programmi che quest'anno Assolutamente sono sì, andati in quest'anno onda. intanto grazie a te Sabina per averci accolto come Isoradio qui in questa bellissima via, straordinario è l'effetto visivo che si ha, ve lo confermo, e il cinema, anche Isoradio che è la radio che viaggia, insomma che fa compagnia a milioni di persone che si mettono in viaggio, punta sul cinema e dedica tanto spazio al cinema. Con Sabina Style, ovviamente in onda tutti i giorni, dalle 11 alle 12. Dalle 12 alle 13. Scusami, però dalle 12 alle 13, è vero. Siamo 12 tanti, alle siamo 13. tanti. Ma poi c'è Camilla Ferranti Certo. con Cinema On Air e poi abbiamo anche le voci del cinema di Andrea Piersanti. quindi, Direi noi che di cinema ne parliamo, di cinema ne parliamo tanto. decisamente. E quindi ecco, è una grande emozione essere Grazie qui a premiare Alessandra anche per le questa maestranze. tua sensibilità. Allora, leggo un attimo la cinquina per il miglior maestro d'armi. Per quanto riguarda il cinema, Franco Maria Salomon, Il Sol dell'Avvenire, Diego Guerra, Palazzina Laff, Alessandro Borgese, Adagio, Emiliano Novelli, Mixed by Harry, Giorgio Savino, Il più bel secolo della mia vita. Per quanto riguarda la fiction, Emiliano Novelli, Call My Agent, Alessandro Borgese, Domina 2 e Giorgio Savino, Mare Fuori. E allora apriamo la busta, partiamo con il cinema. E allora, miglior maestro d'armi, pellicola d'oro 2024 cinema, va a Franco Maria Salomon per il film Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Tanto ho tutto. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai? No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi? E come fai senza crema per il viso? Per me questa è la scena più importante del film. Ho sempre sognato di fare un personaggio che alla fine si impicca. Finalmente. Miglior maestro d'armi, Franco Maria Salamon o Salomon? Salamon non è potuto venire. Buonasera a tutti. Scusi, siccome non lo conosco, giustamente, e lei è? Sono Jonathan Marzeddu. Franco non è potuto venire, per cui mi ha mandato, se avesse vinto il film, a ritirare il premio. Benissimo. Infatti ha vinto, sarà contentissimo. E sarà contento, sì, prego, allora consegniamo il... Abbiamo lavorato nello stesso film, per cui nel team c'era... Anche lei maestro d'armi? No, io ho portato Nanni Moretti con il suo monopattino Ah beh, giusto, Piazza certo, Mazzini, ecco. e vi dico, in quella notte Nanni ha compiuto 20 chilometri nel girare quella piazza, io ero col quad a seguirlo. Ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare, allora consegniamo il premio. Grazie a tutti quanti. Franco sarà contento sicuramente. Grazie di tutto. Grazie, facciamo una foto. Ecco, rimani ancora con noi, grazie, buon lavoro. Sì, per la fiction. Per la fiction, a chi va la pellicola d'oro 2024, miglior maestro d'armi Emiliano Novelli per la serie Call My Agent di Luca Ribuoli. Figurati. Ho passato il provino in inglese, in etrusco. Sto imparando pure il proto-etrusco. Questa è una matta, eh? Perché sono una persona seria! Che notizie, puta merda. Questi sono ruoli che capitano una volta nella vita, eh? Per fortuna. Zucchero? Agave? Stevia? Aspartame? Non capisco la lingua. Emiliano Novelli, ve lo conferma? Bene. Benvenuto e complimenti. E allora, eccolo che lo consegna la direttrice di Rai Radio, il premio, foto di rito. Un saluto a tutti gli amici. Volevo riassegnare questo premio a mia moglie, che svolge il lavoro più difficile
Un altro al anno mio facciamo fianco. salire le mogli. Ecco, voi rimanete, visto Questo che... premio è per lei. Grazie Alessandra, grazie, complimenti, ci ritroviamo a Grazie a settembre te Sabina, noi ci rivediamo a settembre naturalmente sulle frequenze di Rai Isoradio che vi farà compagnia anche quest'estate. Bene. Permettimi un ringraziamento anche a Denso De Camillis, certo. per questa prestigiosa organizzazione, veramente questa splendida serata. Grazie a tutti. Grazie Alessandra Ferraro, grazie. Grazie, buon lavoro. E adesso continuiamo, ho saltato un foglio, no, premio giovani, ci stiamo avviando alla conclusione, questa è la giuria composta dagli allievi della scuola Cine TV Rossellini, chiamo sul palco i professori Massimo Franchi e Gloriana Gianmartino per premiare il miglior film, questi ragazzi, ecco, che arrivano pure con tutti i ragazzi che ci leggeranno la motivazione. Posso già anticipare, così nel frattempo che Sagono mi ha autorizzata ad anticipare chi verrà premiato? No? Posso farlo? Perché visto che ottimizziamo i tempi, no vabbè, sono arrivati, lasciamo la sorpresa ai giovani che devono chiaramente leggere anche la loro motivazione. Cine TV Rossellini, quanto cinema anche in questa scuola, eccoli qua tutti gli allievi. Ci ritroviamo anche quest'anno, qualcuno magari si è anche aggiunto, altri sono nuovi. Ciao ragazzi, benvenuti. I professori ci sono? Eccoli qua. Massimo Franchi, Gloriana non c'è? Gianmartino. Ah, Gloriana, lei non so, mi sembrava una ragazzina, è giovanissima, ha detto anche lei è una studentessa. Allora, chi vuole leggere? Allora, intanto la motivazione e poi così chiamiamo. Prego, vai, il microfono è tutto tuo. Il film mia è un... Oddio, scusate, ma... allora ecco, lo sta anticipando, il premio va al regista Ivano De Matteo e la giovane attrice Greta Gasbarri per il film Mia. Prego. Il film Mia è un colpo al cuore, emoziona e fa riflettere, indaga il mondo degli adolescenti e delle loro emozioni, trattandolo in modo delicato e rispettoso, ma allo stesso tempo potente. Per questo ci ha profondamente colpito e conquistato. E così Ivano De Matteo, che ho avuto il grande piacere di intervistare appunto su Rai Isoradio, abbiamo raccontato, prego un applauso per questo film che, come lo hanno definito i giovani, è proprio un pugno nello stomaco. Complimenti, con la straordinaria protagonista Greta Gasbarri, bellissima, bellissima. Vabbè, io Film sono... molto impegnativo, da mamma lo dico, non solo da appassionata di film. Io rispondo da papà, intanto lo condivido con la mia compagna che è la sceneggiatrice del film, che non è potuta venire. Ho mia figlia là che ha l'età, diciamo, di questi personaggi che ho raccontato e sono felicissimo che più che un premio, che è un riconoscimento dato appunto dai ragazzi. Dai giovani. Preferisco questi qua che a quelli istituzionali, quindi sono molto contento che i ragazzi hanno apprezzato il film e per Greta, che mi ha regalato veramente un personaggio che mi ha emozionato da padre e da regista. Grazie. Una sua prima prova straordinaria, Greta, bravissima, Grazie bravissima. mille. Sono molto onorata di questo premio, soprattutto perché è dato dai giovani e è bello che il messaggio di Mia sia passato alla nostra generazione, ai nostri coetanei. E ringrazio Ivano per avermi dato questa opportunità e Valentina, la sceneggiatrice, che hanno deciso di scommettere su di me. Quindi grazie Hanno davvero. scommesso bene. Complimenti, complimenti. Allora facciamo una foto con i ragazzi che, ecco, vi hanno premiato e con la giovane professoressa e il professore. Ok, grazie ancora al regista, grazie Ivano, Greta, complimenti. E alla Cine TV Scuola Rossellini. È vero, insomma è un film molto molto forte, devo dire, mi ha quasi tolto il respiro quando l'ho visto, parlo come madre, ecco. Miglior capo costruttore 2024, Alessandro Capone. Alessandro, che piacere!
Capocostruttore, elenco intanto la cinquina della sezione cinema: Simona Balducci, educazione fisica; Gianni Iorillo, Avengers Italian Super Heroes; Corrado Corradi, Ultima volta che siamo stati bambini; Roberto Palombelli, Help Me; Elisabetta Ianni, La chiocciola. Poi la terna della sezione fiction: Corrado Corradi, Non ci resta che il crimine; Gianluca Franculli, Noi siamo leggenda; Simona Balducci, Domina 2. Caro Alessandro. Vado con la cinema. Vai con il cinema. Allora, Corrado Corradi per L'ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio. Miglior capocostruttore. Hanno preso i tedeschi. Riportiamo a casa Riccardo. È scappato oggi con la mia tenda. Anche Wanda. Vanno in Germania da Riccardo. Dobbiamo sempre salvarci l'un con l'altro. La fuga l'idea di vostro fratello. Raga, cosa fai? Se non mangiamo io non cammino più. Noi c'avevo fame! La cosa più Miglior bella della vita. capocostruttore 2024. Ben ritrovato, eccoci. Corrado Corradi, prego. Grazie, lo dedico a mia moglie che è parte integrante dell'azienda. Ecco, proprio dell'azienda, non solo della famiglia. Fondamentale. Io l'ho detto, Enzo De Camillis, dobbiamo premiare le mogli un altro anno e i mariti quando ci sono chiaramente dei premiati e viceversa. Grazie. Allora, facciamo una foto con Alessandro, prego. Fiction, vediamo un po', apri la busta Alessandro. Miglior capocostruttore fiction a Simona Balducci per Domina 2. Simona Balducci. Ho potere, li avrò entrambi. Farò in modo che tutto cada in pezzi. Non volti le spalle alla tua famiglia! Dovrai bruciare la casa, cancellare tutto quello che lui ha fatto. Lo farò. Ti aggiungo, Simona, complimenti, unica donna, capo costruttore responsabile delle costruzioni scenografiche Cinecittà. Complimenti. Beh sì, questo è un bellissimo ricordo. Prego. Dedico questo premio alle costruzioni scene di Cinecittà, che ho l'onore di rappresentare, a un mio collega che purtroppo ci ha lasciato a gennaio, a mio marito che mi sopporta e che mi supporta. Grazie a tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie anche al regista Alessandro Capone. Ciao Alessandro. Adesso andiamo con il miglior creatore di effetti sonori. Sì. Delegato Anica, l'avvocato Andrea Canali, che lo invito sul palco. Anica, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, che rappresenta diverse categorie di imprese italiane della filiera cinematografica, fondata nel 1944, quanta storia. Cinquina della sezione cinema: Thomas Giorgi, Migliori giorni; Luca Anzellotti, C'è ancora domani; Marta Billingsley, Il sol dell'avvenire; Marco Ciorba da Grandi, Antonio Tirinelli, Palazzina, LAF. Buonasera. Creatore di effetti sonori per la fiction: Ivan Caso, Anima gemella; Marinelli, effetti sonori per Elisa, Il caso Claps; Studio 16 Group, Everybody Loves Diamonds. Eccoci, apriamo per il cinema. Come sta? Tutto bene? Tutto bene. Intanto, buonasera, grazie, porto i saluti del nostro ente, della Presidenza, ed è sempre un'emozione essere qui in questa magnifica scenografia. Ma anche per noi è emozionante ritrovarvi, tutti quanti, è bello via Veneto, questo. E quindi praticamente grazie a voi, grazie alle maestranze, possiamo fare quello che tutti vediamo negli schermi e che ci emozionano, no? La magia del cinema, e gli effetti speciali ne sono un esempio palese. Allora, vado con il cinema? Prego, vada con il cinema. Miglior creatore di effetti sonori, la pellicola d'oro 2024 cinema, Marta Billingsley, spero di averla pronunciata bene, ci correggerà quando salirà sul palco, prego. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due.
Aiuto, stop! Questa è una scena in cui parlate di politica. Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. E lontano, lontano. Eccoci, piano piano. D'altra parte, insomma, c'è questo tappeto che dà l'idea della distanza, soprattutto da qui. No, ma sempre così, giustamente. Eccoci. Grazie mille. Complimenti, Ok. Eccoci, io non rubo tempo, allora voglio ringraziare i miei colleghi che stanno tutti là, che hanno aspettato, e ringrazio Nanni Moretti, ovviamente, e il cinema italiano e la banda che ci supporta. Sì, che ci supporta. Allora, la foto con il dottor Canali. Ecco, andiamo alla fiction. Grazie ancora, complimenti Marta. Miglior creatore di effetti sonori, la pellicola d'oro 2024 Fiction, Studio 16 Group. Per la serie... Sì. Paolo Amici. Paolo non Amici. C'è scritto. Non c'è scritto. Ecco, ok. Chiedo venia, non c'era scritto. Paolo Amici. Un'idea per un lavoro. Avevamo detto basta. Un lavoro buono. Il Diamond Center. Porca troia, voi siete fuori. Diamond Center non è un posto qualunque. O sei come loro o non entri. Ho individuato una piccolissima crepa nel suo sistema di sicurezza. Allora, mio marito è innocente. Qua ci sarà almeno non è presente, consegneremo il premio. Intanto ringraziamo l'avvocato Andrea Canali. Grazie, buona serata. Lo può dare? Sì, va bene, facciamo così. Adesso siamo arrivati proprio alla conclusione. Premio per i 40 anni di attività. Invito sul palco, già membro della Commissione Cultura del Ministero della Cultura del MIC, l'avvocato Gianfranco Rinaldi. Per consegnare, grazie, per consegnare il premio, anzi inizio, ve lo anticipo, a Gianluca Leorini, che invito qui sul palcoscenico, produttore per quanti film, eccolo, sei arrivato prima tu del premiante, eccoci qua. Quanti film, Gianluca? Tieni il conto? Hai perso il conto? No, assolutamente no. Tu hai un figlio che sta proseguendo un po', Sì, no? Il tuo... eccolo, io senza occhiali sono miope, giusto qui la prima fila riesco a vedere, però questo è importante, che dicevamo sempre i mestieri, no? La formazione è un mestiere che si eredita, che si trasmette, ma non sempre poi i figli vogliono fare quello che fa il padre. No, ma infatti io non ho fatto il lavoro che fa mio padre. Ecco. Mio figlio è la quarta generazione, i miei figli, perché 2 lo fanno, anche Ludovica fa l'arredamento. I miei figli sono la quarta generazione della nostra famiglia di cinema, quindi questo è bellissimo, è un onore. Il premio, ecco, perché Enzo De Camillis, vieni tu, Enzo De Camillis. Grazie. Enzo è quanto lavoro e quanto impegno in quest'uomo per la pellicola d'oro. Sono onorato di ricevere Enzo. Certo. E come hanno fatto tutti, perché trovo sia giusto, perché noi facciamo un lavoro un po' da zingari e quindi le mogli ci supportano, ci crescono i figli e ci sopportano, e quindi è giusto che tutti dedichino i premi alle mogli. Giusto. Lo dedico alle mogli, a mia moglie, ai figli, alle figli, lo dedico a mio papà che mi ha portato in questo mestiere, che fra qualche giorno avrà un intervento chirurgico abbastanza delicato. E volevo dire 2 parole, veramente. Noi viviamo un momento delicato, ha parlato di crisi Riondino, stiamo in una crisi importante e dopo 40 anni di lavoro, di crisi ne ho viste un po', questa è una crisi, e credo la prima, che coinvolge tutti, coinvolge i produttori, gli attori, i registi, tutta la filiera, le maestranze, tutta la filiera del cinema, le industrie, le aziende. Quindi io credo che in questo è l'unico momento storico
del nostro lavoro, della nostra impresa, in cui tutti insieme dobbiamo lottare per trovare un risultato e non morderci uno con l'altro e fare la guerra dei poveri. Questo è il messaggio che volevo dire. Grazie a tutti. Grazie, grazie a Gianluca Laurini, complimenti e in bocca al lupo per papà. E allora, intanto che facciamo la foto, ovviamente quella serve di rito, miglior pittore di scena. Chiamo il regista Massimo Spano, regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, scenografo. Chi meglio di lui per premiare il miglior pittore di scena? Massimo, ci sei? Intanto vi leggo la cinquina della sezione cinema. Benedetta Buzzetti C'è ancora domani, Domenico Latronico Il Sol dell'avvenire, Giancarlo Di Fusco Mixed by Harry, Francesco Sorrentino Napoli milionaria, Gemma Spada Adagio. Per la sezione fiction, sempre miglior pittore di scena, Francesco Sorrentino e Bastardi di Pizzo Falcone, Domenico Reordino Domina 2, ci sei tu Alessandro, Massimo Spano non c'è, Monica Garrone Everybody Loves Diamonds. E allora apriamo la busta per il cinema. Vedi gli amici fedeli che stanno lì sotto e non ci abbandonano mai. Fino all'ultimo. Sono categorie importanti. Sì. Miglior capo pittore di scena Giancarlo Di Fusco per Mixed by Harry. Giancarlo Di Fusco, bellissimo questo film, Mixed by Harry. Siete la prima etichetta discografica in Italia. Questi ci vogliono fare la guerra, Ecco che noi ci arriva. prepariamo a vincerla, mo la guerra. Eccoci Io volevo qui. solo fare il DJ. Ah, pensavo di campagna. Giancarlo Di Fusco, miglior pittore di scena. Complimenti. Una moglie da salutare? No. Saluto Ok. tutti, ringrazio tutti. Buona serata. Grazie. Allora facciamo sì una foto. Alessandro, prego con la fiction. Miglior capo pittore di scena per Fiction Domenico Reordino per la serie Domina 2. La sua successione. Ecco che c'è il Non si tifo per eredita. Domenico Basta Reordino. con la sua tirannia. Basta col suo potere. Torniamo in Senato e restauriamo la Repubblica. Sarà rischioso. Se qualcosa va male, fammi chiamare. E cosa potrebbe andare male? Se vuoi avere il potere in questa città, ti devi sbarazzare di Livia. Sarebbe un gioco molto pericoloso. Buonasera e complimenti, complimenti. Alessandro Capone consegna la targa, anche la busta, perché no? Io volevo ringraziare tutta la mia squadra e tutti quelli che fanno questo meraviglioso mestiere. Grazie. Certo, prego. Alessandro, vieni una foto. Adesso ci ascoltiamo un bel brano, che ne dite? Un bel brano che così almeno un attimo rilassiamo la schiena. È il maestro Antonio Barbagallo e questo è un film immortale, come immortale la colonna sonora di Ennio Morricone, Mission River.
Grazie al maestro Antonio Barbagallo, grandi maestri della Marina Militare, grazie. Allora amici, siamo arrivati alla conclusione, però un attimo di pazienza, non facciamo come al cinema quando ci sono i titoli di coda, non voi chiaramente, però spesso le persone si alzano e se ne vanno, invece no, bisogna rimanere a leggerli quei titoli di coda, perché anche noi con il premio ce l'abbiamo. Quindi grazie intanto al MIC, Direzione Generale Cinema, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Marina Militare, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, il Comune di Roma, la Regione Lazio, la Film Commission Lazio, la RAI, la Fitel, Cinecittà, Panalight, Macomoco, l'Eurtrasporti, Click Service Studios, Scenarredo, la Flaminia, tutti i tecnici che hanno collaborato, ci hanno permesso di realizzare quest'anno il premio, e poi Presidente Direzione Artistica Enzo De Camillis, l'invito sul palco, il Vicepresidente Gianluca Leurini, il responsabile dei rapporti istituzionali. Salite sul palco se possibile, venite. Riempiamo questo palco vieni Roberto Leone, vieni qua, Gianluca, vieni. Rapporti istituzionali, Paolo Masini, assistente all'organizzazione, Erika, vieni qua, Erika Nardini, ufficio stampa, Francesco Fusco, Piere Centro Sud, Anna Paglialonga, assistente alla segreteria, Elisa Musilli, fotografo Maurizio Riccardi. Tu non salire sul palco perché devi fare le foto. Anche i premiati, vai, venite, un ultimo sforzo. Se ce la fate, venite qui sul palco, così facciamo una bella foto come quella dell'anno scorso. Poi, chi è che mi sono persa? Stampa grafica Fabio Di Marco Tullio, coordinamento grafica Fulcro Luce MSRL, riprese video Amato Mastro Giovanni della Black Eyes, sicurezza sul lavoro e i premiati. Sicurezza etica SRL, ho perso la voce. E allora, chi ci vuole raggiungere ci fa un regalo meraviglioso, non vi fermate lì in mezzo, ma salite. Marco, per favore, per ringraziarti. Sali. Giorgio Emiliano. Alessandro, ragazzi, vieni anche tu sul palco, sali, dai, Alessandro. forza, riempiamo questo palco, siamo stati tanti, che meraviglia, ecco, questo movimento mi piace, questo movimento di chi ci raggiunge, mi sposto, ci piace tantissimo. Eccoci, vieni Alessandro. Maestro, prego, venga, Maestro Barbagallo. Anche... Un saluto. Prego. E siamo arrivati alla conclusione, la pellicola d'oro 2024. Perfetto. Dove sono? Prego, c'è anche spazio da questa parte. Un pochino anche da questa parte, sì. Certo. Allora, bravissimi tutti, bravissimi voi, bravo Enzo. Grazie a tutti voi, grazie alle nostre maestranze, grazie al nostro premio. E un grazie particolare all'assessore Godor, a tutte le altre istituzioni, all'associazione di Via Veneto e un arrivederci a st'altro anno, spero. Grazie a tutti voi. Complimenti alla pellicola d'oro!